la cultura energia rinnovabile nella settimana della lingua italiana nel mondo. Organizzate voi un evento oggi con la partecipazione anche di diversi istituti scolastici. Enza Ierna, parliamone. Sì, in sostanza questa è la settimana della lingua italiana nel mondo e come Comitato di Agrigento abbiamo aderito alla proposta a livello nazionale e mondiale. Evidentemente oggi trattiamo questa tematica sotto vari aspetti e abbiamo dato proprio il titolo della cultura che è un'energia rinnovabile. Ci saranno vari interventi di relatori e in più dobbiamo dire che abbiamo l'apporto artistico musicale dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini diretto dal dirigente Luigi Costanza che suoneranno alcune musiche collegate alla lingua italiana e in più oggi consegneremo i riconoscimenti e i premi a quanti hanno partecipato ai 3 concorsi indetti dalla Società Dante Alighieri, Luna sul Borgo, Amor che muove il sole e le altre stelle e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Quindi diciamo uno spaccato della nostra italianità visto dai vari aspetti artistico-musicali ma anche letterari. È una giornata della Dante Alighieri e questa giornata noi la riserviamo a coloro che con la Dante Alighieri qui in provincia di Agrigento hanno fatto degli elaborati che saranno premiati stasera e nello stesso tempo diamo un segnale forte che la lingua italiana va difesa e valorizzata. La letteratura ha dato un grande contributo al rinnovamento dell'uomo nelle sue molteplici attività. Oggi si parla di energia rinnovabile. Andare a scoprire il passato di ciò che ha fatto la letteratura è importante, soprattutto in questa giornata che è dedicata alla Dante Alighieri. Professor Liotta, anche lei dà il suo contributo a questa iniziativa dedicata alla Dante Alighieri? Sì, è la Dante Alighieri però su un tema specifico qual è la sostenibilità. Io in questo senso presento una serie di riflessioni dove faccio capire che oggi l'italiano è la parola, l'italiano come lingua e la parola come mezzo in pratica sono violentati da tutta una serie di elementi che fanno cadere la qualità dell'italiano stesso con ingresso a livello internazionale di una serie di termini e non solo termini e di modi di vivere che contrastano con quello che è il senso che Dante stesso aveva dato alla lingua italiana. Anche l'Istituto Rita Levi Montalcini con l'indirizzo della classe musicale ha partecipato a questo evento, ha eseguito vari brani fra cui l'inno nazionale. Sì, siamo onorati e felici di partecipare a questa giornata organizzata dalla Dante Alighieri, proprio una giornata in cui si vuole diffondere la lingua italiana, la nostra lingua, e i ragazzi del gruppo e dell'ensemble dell'istituto che mi onoro di dirigere, Rita Levi Montalcini, partecipano con entusiasmo sia perché sono in grado di eseguire i brani musicali, tra cui il nostro inno d'Italia, che soprattutto anche come momento di crescita culturale e formativa perché appunto si parla della lingua italiana, la nostra lingua.